Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Buon 1° maggio a tutti. E allora in questa giornata il lavoro e il diritto anche alla salute al centro delle riflessioni di CGIL, CISL e UIL. Sentiamoli. 1° maggio 2023, festa dei lavoratori. CGIL, CISL e UIL hanno deciso di rendere omaggio alla Carta Costituzionale in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, e a Treviso i sindacati hanno deciso di declinare il tema sul territorio puntando sul lavoro e sulla salute. All'insegna del 75esimo della Costituzione, che è il tema nazionale che hanno lanciato CGIL, CISL e UIL, per noi nel territorio quel tema si traduce con il diritto alla sanità e il diritto al lavoro. Davanti all'ospedale di Treviso, come 2 anni fa era dopo il Covid, quest'anno c'è un'emergenza sanitaria che deve essere messa al centro di tutte le agende delle istituzioni, del lavoro, dell'occupazione e del sociosanitario. Il lavoro, primo principio fondamentale della Repubblica Italiana, un diritto personale ed un dovere sociale. A Treviso i sindacati hanno voluto porre al centro la salute ed il sistema sanitario. All'insegna del tema del lavoro, ovviamente, della salute, il tema che credo sia una questione di emergenza da affrontare. Nel 2021 lo abbiamo fatto per celebrare, il lavoro di chi veniva chiamato angeli del nostro territorio, perché si erano messi a disposizione per farci superare la situazione di difficoltà dovuta alla pandemia. Oggi quegli angeli sono in qualche maniera sfruttati più e in maniera anche difficile con una situazione difficile da superare. Pertanto pensiamo che il tema della salute sia una delle questioni da mettere all'ordine del giorno e da poter affrontare e che debba avere delle risposte concrete e immediate. Lavoro del personale sanitario e assistenza ai cittadini sono i 2 temi che si intrecciano e sui quali i sindacati vogliono porre l'attenzione nel giorno del 1° maggio. Per quanto riguarda la questione della sanità, il problema delle visite specialistiche, il problema dell'assistenza, il problema della mancata esistenza di un supporto alle persone anche sul territorio. Noi abbiamo ravvisato una serie di percorsi che abbiamo costruito anche con la ASL, una serie di percorsi, dicevo, che oggi non ci hanno portato a risposte soddisfacenti. Noi abbiamo visite specialistiche che oggi non vengono evase, abbiamo un problema di lavoro all'interno delle strutture ASL, abbiamo un problema di contratti, abbiamo un problema di necessità di incrementare il personale che oggi in realtà su questa provincia non c'è, in questo comune oggi non abbiamo delle risposte non solo dalla regione, qua lo devo dire purtroppo, non solo dalla regione ma anche dalle strutture territoriali che sono adibite a fornire un servizio coerente e decente a tutti i cittadini. I trevigiani e la festa del 1° maggio li abbiamo sentiti chiedendo che significato ha oggi per loro questa giornata. Una festa, sì, se vogliamo pensarla come festa. Dovrebbe essere la festa di diritto per tutti, quindi tanti negozi, tante attività dovrebbero rimanere chiuse. Non è giusto che la gente lavori il 1° maggio. Ci sono certi lavori che sono sottopagati. Dopo è giusto anche dire chi ha un lavoro se lo tiene stretto, però per certe categorie sono veramente sottopagati, ha bisogno di essere riviste tante cose. Ci vuole, dopo ci sono tutti gli altri giorni per protestare o per cercare di sistemare le cose, per cui anche se c'è una giornata di festa va bene. È una giornata che deve esserci, sicuramente, soprattutto in Italia in questi anni, secondo me non è il termine giusto, è giornata dedicata ai lavoratori, sarebbe meglio. Festa no, non c'è niente da festeggiare, ma riconoscere lo sforzo che tutti i lavoratori fanno. È una giornata senz'altro di riposo, ma anche di riflessione, visto il periodo difficile che stiamo passando, sia nel lavoro che per tutto quello che sta succedendo nel mondo. Ha un significato particolare, ha un significato per la lotta ai lavoratori ed è giusto che ci sia. È una festa che non sento molto personalmente.
quindi sì. Ma tu dici anche per tutte le problematiche che ci sono al giorno oggi sul lavoro, cioè non è più una festa o per cose? Ma no, un po' così ideologicamente, non è mai stata sentita più di tanto. Perché? Beh, non è un giorno secondo me che cambia il tutto, insomma. L'ho sempre festeggiata, però comunque non sentita neanch'io particolarmente come altri. Di nuovo la sanità, tema principale insomma, dei sindacati anche in questo 1° maggio, le case di riposo sempre più richieste ma sempre più costose e l'assistenza domiciliare degli anziani autosufficienti potrebbe rappresentare una soluzione ottimale, un'alternativa, secondo il presidente regionale di Uripa, Roberto Volpe. Sentiamolo. Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano finché può rimanga a casa e quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone autosufficienti un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. È adattando i bagni, è adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche di familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare perché è l'atto avverso che spesso causano condizioni di autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura, con persone nuove che non hai mai visto, rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare, l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci, perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione, perché diventerà un problema anche per loro. L'invecchiamento della società, lo spopolamento, la fuga dei giovani all'estero, anche il mondo dell'artigianato guarda con preoccupazione al futuro e si interroga sul ricambio generazionale per salvaguardare un settore fondamentale dell'economia. La CNA ha presentato l'esito di uno studio elaborato sui dati delle province di Treviso e Belluno. Vediamo. I dati sono sovrapponibili. In 10 anni nella provincia dolomitica e nella Marca trevigiana, nella maggioranza delle imprese artigiane, per lo più individuali, l'età media dei titolari ha oramai superato i 50 anni, mentre sono numericamente in calo le aziende guidate da imprenditori con meno di 50 anni. È una situazione che vivono le piccole imprese del commercio e delle costruzioni, meglio per i servizi alle persone e le attività del terziario avanzato. A Pedavena il report della ricerca presentata in occasione della consegna dei premi ai maestri artigiani di Belluno e Treviso è stato accolto con preoccupazione. Il fatto che la popolazione sia in continuo calo e che questo poi si riverberi anche nell'invecchiamento progressivo delle aziende è un elemento sicuramente che ci preoccupa e cerchiamo come associazione di fare quello che è possibile affinché questo trend, almeno all'interno delle nostre aziende, possa in qualche misura bloccarsi. È la necessità di governare il passaggio generazionale il passo fondamentale per assicurare un futuro alle piccole e medie imprese. In che modo? Trasmettendo e valorizzando le competenze, garantendo continuità e allo stesso tempo innovazione.
per l'artigiano che ha la bottega, fregiarsi il titolo di maestro artigiano e avere quindi la possibilità di tramandare con titoli il proprio saper fare alle giovani generazioni è un plus che può essere valorizzato e può aiutare a invertire quel trend. È un percorso che noi abbiamo sostenuto con la Regione del Veneto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio. È un primo passaggio. Formazione e insegnamento per apprendere il mestiere e passare il testimone alle generazioni future. Ecco che la celebrazione dei maestri artigiani accreditati, 24 di Belluno e 5 di Treviso, è stato un modo per ribadire che esperienza e capacità si possono e si devono tramandare. È una dimostrazione che si può lavorare in sinergia anche con il territorio il nostro vicino, lo stiamo già facendo con altre attività, ma soprattutto con questo percorso di maestro artigiano abbiamo messo in piedi delle strategie comuni. L'ambiente, la provincia di Treviso lancia un nuovo bando per le piccole imprese, 800.000 euro per installare impianti fotovoltaici sul tetto dell'azienda. Le domande potranno essere presentate da domani. Energie rinnovabili e tutela dell'ambiente. La provincia di Treviso mette a disposizione 800.000 euro di contributi a fondo perduto dedicati alle piccole e medie imprese del territorio per dismettere le coperture in amianto, installare impianti fotovoltaici e agevolare la creazione di comunità energetiche. Un bando molto semplice a punteggi ed è proprio destinato a quelle attività che in genere non sono sostenute da bandi di altro tipo. Sono aziende che in genere sono escluse dai grossi bandi nazionali, ma anche quelli regionali, presumo, e quindi è proprio un inizio, è un tentativo di avvicinare quel tipo di impresa al green, alle energie rinnovabili. Il nuovo incentivo della provincia di Treviso per l'installazione di impianti fotovoltaici è rivolto dunque a micro, piccole e medie imprese che potranno inviare richiesta di contributo a partire da martedì 2 maggio. Il valore dell'incentivo può arrivare fino al 40% della spesa sostenuta per realizzare l'intervento, calcolato in modo proporzionale alla dimensione dell'impresa e ad alcune premialità. Naturalmente il bando risponde a una percentuale che dal 20 al 40% del totale di una spesa, deve essere solamente autoconsumo, quindi non c'è il business, e deve essere solo su tetto per non avere il problema del consumo del suolo. In particolare, se sono tetti in cemento amianto, si hanno dei punteggi aggiuntivi o se si partecipa a comunità energetiche. Il nuovo bando si inserisce nell'ambito del piano di investimenti da oltre 104 miliardi di euro che la provincia sta impegnando nel settore del risparmio energetico e delle tecnologie green. La provincia non è un ente ricco e questi sono sforzi notevoli, ma è proprio finalizzato a voler creare una mentalità. Poi sarà chi si avvicina che decide se ampliare il suo fotovoltaico e non farlo solo per autoconsumo. Saranno poi scelte successive che le persone fanno. L'importante è che ci sia uno stimolo. L'importanza di conoscere le manovre di primo soccorso, dal massaggio cardiaco alle manovre per la disostruzione delle vie aeree. L'ULSS 2, con la collaborazione dei comuni, sta organizzando corsi di formazione per la popolazione. La mamma è riuscita a salvare il bimbo che stava soffocando per un boccone di traverso. La persona in arresto cardiaco salvata da un passante grazie al massaggio cardiaco. Sono solo 2 recenti episodi che dimostrano quanto importante sia conoscere per tutta la popolazione le manovre di primo soccorso. In questo territorio nostro andiamo orgogliosi perché abbiamo una performance di attivazioni di massaggio cardiaco sulla scena, sull'evento, che è assolutamente superiore rispetto alla media nazionale, che è del 15%. Noi abbiamo una performance migliore, ma vogliamo che aumenti perché davvero si fa la differenza fra la vita e la morte. Massaggio cardiaco ed uso del defibrillatore fondamentali, così come le manovre per la disostruzione delle vie aeree di una persona che sta per soffocare. Il soffocamento, soprattutto nel bambino piccolo, a volte anche nell'anziano, è una situazione drammatica che può condurre a morte ed è una situazione che invece si può affrontare, quindi si possono salvare sia i bambini che gli anziani e le persone in genere. Sono manovre non difficili. Anche in questo caso l'operatore, e ne abbiamo testimonianza perché è successo un anno fa circa,
che una mamma appunto aveva un bambino che era già in arresto per soffocamento e è riuscita a mantenere la calma e attraverso le parole dell'operatore ha eseguito le manovre per la disostruzione. Sono le manovre di Heimlich nel paziente che ancora è cosciente. Se una persona in soffocamento va in arresto, la manovra è di nuovo il massaggio cardiaco, quindi importantissimo conoscere queste manovre perché salvano la vita. In alcuni paesi come la Germania il primo soccorso viene insegnato ai ragazzi a scuola come materia curricolare. In Italia non è ancora così, ma nei territori si sta cercando di estendere i corsi il più possibile. Importante è che la gente sappia anche che c'è un riferimento che si chiama SUEM, per il momento in cui dovesse servire anche il fatto di, come diceva lei, la disostruzione di un corpo estraneo, un minore, il nostro SUEM lo ha già fatto, spiega via telefono alla persona cosa deve fare, quindi abbiamo veramente dei riferimenti importanti ed è importante comunque allargare queste conoscenze il più possibile. La presentazione di un libro di storia locale a Rovaret di San Biagio di Callalta è diventato lo spunto per parlare di luoghi, storie ma anche di economia del turismo. Sentiamo. Questo è l'atto di nascita di Gino Donè, passato alla storia come il trevigiano che fece la rivoluzione cubana con Che Guevara e Fidel Castro. Fu così importante che alla sua morte arrivarono corone di rose rosse dai rivoluzionari dei Caraibi e che chiesero anche le ceneri da deporre nel mausoleo degli eroi. Ed è una delle tante curiosità che sono la storia di Rovaret, racchiusa in questo libro presentato l'altra sera in una delle 3 ville venete del territorio e anche l'ultima fatica affrontata dallo storico Ivano Sartor, con 2 motivazioni. Perché molto spesso c'è una storia favolistica, tante altre volte molto superficiale, per tramandato, mentre ci sono tantissimi documenti che ci consentono di ricostruire la storia vera. E poi la finalità ultima è quella di far sì che la gente si impossessi di questa propria memoria, non la tralasci, non la trascuri, perché è fondamentale, perché può guidare anche la vita del presente e la vita futura. Perché libri come questo diventano anche fonti indispensabili per l'economia del turismo, sempre più a caccia di luoghi e storie che affascinino i visitatori. E Rovaret ha tante particolarità da raccontare, dalla disputa territoriale tra il comune di Treviso e il patriarcato di Aquileia, alla fiera millenaria di San Lorenzo concessa con bolla pontificia, per arrivare alla presenza della Serenissima con le villeggiature, tutte in stile palladiano. Poi grazie allo studio di Ivano, che è andato a spulciare archivi anche a Verona, a Venezia, sono uscite tante cose interessanti. Per esempio il discorso di Tiziano Vecellio, che voleva a tutti i costi comprare un terreno a Rovaret e ha messo di mezzo anche i principi del Granducato di Toscana per avere questo terreno tra il Meolo e il Vallio. Abbiamo il re Cipro I di Gerusalemme, che era stato ospitato qui in questa villa proprio durante una permanenza sua nel periodo di Rovaret. Abbiamo tutto il periodo della Grande Guerra, che il fronte era qui e quindi abbiamo documentato tutto quello che è successo qui nella comunità. C'era un ospedale, c'era un comando d'armata. E poi sono venuti fuori anche delle personaggi interessanti, appunto come Gino Donè. Luoghi, persone e storie raccontate nella presentazione ufficiale ad oltre 500 persone, raccolte in quello che è stato il granaio della dimora di Andrea Navagero, nobile veneziano diventato podestà di Treviso. È un libro che si pone nel patrimonio librario a tutti gli effetti e rimarrà sicuramente un pezzo di storia per i posteri, in modo tale che le nuove generazioni possano conoscere il territorio dove vivono. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo con il telegiornale di Treviso. Rieccoci, il telegiornale di Treviso. Torniamo a Treviso proprio nel capoluogo. Fino a settembre alle Gallerie delle Prigioni in Piazza Duomo a Treviso si riflette sul tema della pace duratura grazie alle opere di 15 artisti. La guerra è finita, la pace non è ancora iniziata, vuole essere una riflessione su quanto sia importante parlare di pace e come e cosa possiamo fare per prendere parte a un processo che il più delle volte non risolve i conflitti. In mostra alla Galleria delle Prigioni fino al 17 settembre, su iniziativa della Fondazione Imago Mundi, l'esposizione dal titolo La guerra è finita, la pace non è ancora iniziata, che attraverso i lavori di 15 artisti italiani e internazionali invita a riflettere sulla profonda differenza
tra il semplice concludersi della fase armata di un conflitto e l'instaurarsi di condizioni di pace vere e proprie. In mostra viene ricostruito per immagini e simboli un percorso storico-artistico che dal passato rimanda all'oggi: Iraq, Congo, Afghanistan, Ucraina. Il fotografo documentarista ucraino Maxim Dondiuk, presente con le sue opere che aprono simbolicamente la mostra, ha inviato un videomessaggio non potendo essere presente fisicamente. Sfortunatamente oggi non posso essere con voi perché a causa della guerra il nostro governo ha chiuso le frontiere per tutti gli uomini ucraini. Questa trilogia racconta e mostra come il popolo ucraino abbia lottato e ancora oggi continui a lottare per l'indipendenza, per proteggere la nostra cultura e la nostra storia. Qui in questa mostra analizziamo a partire dalla storia del racconto delle guerre, a partire proprio dalle grotte, dai primi segni che si trovano nelle grotte, per continuare con i Romani, con il Medioevo, fino ai nostri giorni. Gli artisti indicano in tutto questo percorso quali sono state le tragedie, quali in qualche maniera sono state le soluzioni per cui si è giunti a una soluzione di pace. Dall'arte alla musica, parliamo di una delle band più storiche della musica italiana. Loro sono di Marghera, suoneranno a Feltre e avranno come ospite il leggendario chitarrista Tolo Marton. Parliamo delle Orme. Le Orme suoneranno ad Anzù per la festa di San Vittore il 12 maggio. La loro storia inizia nei primi anni 60. Avevano scoperto gli Shadows. Ne avrebbero voluto italianizzare il nome, ma Le Ombre, per un gruppo di ragazzi di Marghera, sarebbe diventato un nome di facile oggetto per scherzi ad alto tasso alcolemico. Niente ombre allora, ma un suono simile, ed ecco Le Orme. Guarda, è meglio non dirlo. Ho 73 anni, anzi no, ne ho fatti 74. Perciò dal 66 al 74 qualcuno faccia... Il calcolo. Il calcolo, vabbè, ma meglio di no. Tante negli anni le formazioni, di quella originale non è rimasto nessuno. Tra i primi ci fu comunque proprio lui, che non si chiama affatto Michele, ma che diventò Michi dei Rossi, da scrivere all'italiana, con il CHI e non con la K. Tanti anche i ricordi. La prima volta a Los Angeles. Abbiamo suonato in un posto meraviglioso e c'erano molte persone, scusate, e a un certo momento vedo la gente che si alza in piedi, no? E che canta Gioco di bimba con noi in italiano. Ho ancora i brividi. È stata una cosa fantastica. Tanti ricordi, necessariamente non tutti belli. Quando le Orme sono sciolte, sicuramente. Quando Aldo se n'è andato, quando Tony se n'è andato, secondo me, lo so, quando si arriva a un certo punto ognuno vuole fare delle cose diverse da quello che erano le Orme, no? Allora cosa succede? Succede che uno dice no, io voglio fare il jazz, io voglio fare il blues, capisci? E io invece volevo tenere la band, ecco che poi alla fine l'ho tenuta io. Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca, lui sì con le Y, che dal gruppo è entrato e uscito più volte, che però ad Anzù suonerà da ospite, così come il trevigiano Tolo Marton. Ci sarà un bel concerto sicuramente, naturalmente ci saranno i brani, quelli storici, soprattutto Verona e Sorona integrale, che dura 40 minuti, insomma, e poi ci saranno delle sorprese. E adesso torniamo a tuffarci nell'immenso archivio storico di Antenna 3 e con Lucio Zanato torniamo al 1987, quando proprio in maggio si riunivano in Veneto le regioni d'Europa per discutere su una unione non su base nazionale ma regionale. Buone intenzioni che la storia racconta poi non hanno portato a nulla. Allora vediamo l'oggetto della ricerca del nostro Lucio Zanato negli archivi di Antenna 3.
Con la relazione del presidente dell'organismo, Edgar Faure, si sono conclusi da poco i lavori del Consiglio delle Regioni d'Europa, svoltisi ieri ed oggi a Venezia ed incentrati sulla preparazione dell'assise generale che si svolgerà a Ginevra il 19 ed il 20 novembre. La giornata di oggi è stata interamente dedicata al programma di lavoro di questa assemblea. Di spicco l'apertura alle regioni dell'est europeo che non risentono di confini così stretti come gli Stati. In una mozione si invitano le regioni dell'est a partecipare a una sessione del Consiglio regionale d'Europa entro il 1989, anno del bicentenario della Rivoluzione francese. Tra gli interventi di oggi quello del presidente della Regione Veneto, Carlo Bernini, che ha relazionato sugli aspetti della politica estera tra regioni e sui rapporti tra queste a livello europeo. Positiva la valutazione che viene data complessivamente a questi lavori, che sono serviti a gettare le basi per un'ulteriore integrazione per l'unità europea. Relazioni brevi per consentire un approfondito dibattito, la conoscenza delle diverse realtà. Nel solo comitato permanente, l'organismo ristretto che prepara le assemblee, sono rappresentate 50 regioni d'Europa, tutte appartenenti a Stati membri della CEE o del Parlamento europeo. Al termine dei lavori sono stati approvati il bilancio consuntivo dell'86 e quello di previsione per l'anno in corso. Questo dunque accadeva nel maggio del 1987. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, buon 1° maggio ancora a tutti. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase piovosa a causa della perturbazione in transito sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 maggio. Sul Veneto il fronte si sposta verso i Balcani. Il tempo risulterà ancora perturbato, con piogge piuttosto diffuse in mattinata, più sparse nel pomeriggio e a seguire tempo in miglioramento. Temperature in lieve calo, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà una spiccata variabilità con precipitazioni ovunque, via via in diradamento entro la notte. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 17 e 19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con dei rovesci, possibili schiarite nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.